In una Berlino insolitamente coperta di neve, erano anni che non lo vedevamo, siamo venuti per l'edizione 2026 di Fruit Logistic. Il claim è Let's Grow, cresciamo. Andiamo a vedere tutte le novità di questa edizione di Fruit Logistica. Il Veneto è la regione Olimpiadi. Cortina Milano 2026 e qui siamo allo stand di Fruit Logistica, quindi si unisce le eccellenze del territorio con la promozione del territorio. È quello che bisogna fare, è quello che abbiamo fatto quando abbiamo candidato la cucina italiana a patrimonio dell'UNESCO, riuscendo a ottenere questo risultato. L'Italia è un paese complesso, ma ha tutto, ha ambiente, ha produzione di grande qualità, storia, cultura, identità, tradizione e ovviamente deve trasformare in ricchezza. E questo è quello che abbiamo come obiettivo, garantendo maggiore competitività alle nostre aziende e aprendo più mercati possibili, perché è l'obiettivo di ogni imprenditore quello di vendere di più ed è obiettivo strategico del governo Meloni aiutare a fare quello che va fatto. Qui ci sono tante DOP, capitolo Mercosur, tutela, lei l'ha già ricordato, siete sul pezzo. Siamo sul pezzo, siamo riusciti a migliorare un accordo per una nazione esportatrice. Gli accordi internazionali con l'abbattimento delle tariffe è sempre un obiettivo di carattere strategico. Non eravamo soddisfatti del Mercosur come era stato proposto, l'abbiamo modificato in maniera radicale garantendo maggiore reciprocità, garantendo la possibilità di avere norme a protezione del mondo agricolo, risorse sufficienti a garantire forza alle nostre aziende. Solo alcuni mesi fa c'era un taglio per le politiche agricole comuni del 22% rispetto al settennato precedente. Grazie all'Italia noi non solo avremo tutte le risorse, recuperando 9 miliardi, ma aggiungendo 1 miliardo in più che finiranno giustamente nelle tasche dei nostri produttori. Un mondo produttivo forte come quello italiano non deve temere niente. Matteo Zoppas, presidente dell'ICE, un momento importante questo a Berlino, una fiera importante e dietro c'è un grande lavoro anche dei vostri uffici all'estero. Sì, noi abbiamo circa 90 uffici in 80 paesi nel mondo. È chiaro che la Germania è il principale importatore del prodotto Made in Italy di questo settore, importa circa poco meno di 2 miliardi di euro, è in crescita, ma questo non è un punto focale solo per la Germania, ma è un momento importante per tutto il mondo, perché Fruit Logistic comunque è un punto di riferimento, diciamo, globale, quindi è importante per noi portare qua gli imprenditori, agevolarli ad incontrare i vari operatori e fare quel lavoro di networking che aiuta a crescere questo numero. Poi quest'anno è un momento importante per due motivi: uno sicuramente per questo premio che ci siamo presi, non poteva essere diversamente, adesso possiamo dirlo per scaramanzia, prima non lo facevamo, della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'UNESCO, anche perché insomma ciò che ha creato la cucina italiana è soprattutto il prodotto del territorio e ciò che nasce dal nostro terreno. Quindi è una vetrina importante dove dobbiamo esserci, dove dobbiamo rinforzare la nostra presenza, e qui c'è la seconda parte, diciamo, dell'opportunità, che con le nuove risorse che sono state date all'Istituto del Commercio Estero è opportuno naturalmente aumentare ancora di più tutte quelle attività che sono prioritarie per creare non solo la promozione del Made in Italy in questo comparto, ma anche lo sviluppo.